È un evento che quest'anno è la sua 20ª edizione e riunisce da sempre tutti i comuni della Riviera del Brenta che volontariamente partecipano con una loro squadra per tirare la peatta o il burcio che sia lungo le rive del Naviglio. Quindi ognuno di loro, se riesce, perché c'è anche questo da dire, insomma, se riesce a fare la squadra di massimo 7-8 tiranti, partecipa e con questa gara che viene cronometrata e il comune vincitore riceverà poi il palio dipinto da un artista che viene scelto ogni anno diverso. Ricordo a tutti e invito tutti domenica 28 settembre presso le rive del Naviglio Brenta a Fiesso d'Artico in Villa Contarini ci sarà il Palio del Ruzzante. Inizieranno le gare alle 3:30 del pomeriggio e quindi sarà una bellissima giornata di rievocazione storica con abiti del Cinquecento e con anche tutto l'angolo dei vecchi mestieri e con chi volesse venire alla mattina è invitato nell'angolo di ristorazione ci sarà la possibilità di poter assaggiare le pietanze antiche del Cinquecento. Vi dovete attendere una giornata molto intensa che parte principalmente da una sfilata storica sulle 3:30 e andiamo tutti in Villa Contarini che hanno un parco bellissimo che costeggia il fiume Naviglio Brenta e in questa occasione ringrazio tantissimo l'ingegnere Ghiraldo, proprietario della villa, che ci ospita tutti gli anni, anzi ci aiuta a decorarla, a sistemare, insomma grazie all'ingegner Ghiraldo. E poi cominciano le gare al mattino di questa giornata viene fatto un sorteggio delle cinture e ogni squadra parte secondo il sorteggio che c'è stato la mattina e hanno tutti un colore, ogni squadra ha una cintura di un colore diverso e viene fatto partire questo traino di questa barca con queste squadre sorteggiate alla mattina, la prima, la seconda, nelle varie successioni. Abbiamo i cronometristi della Federazione Veneto che fanno loro il lavoro, perciò siamo in buone mani. Ecco. E allora questa filata storica rientra con tutti i figuranti, abbiamo ogni paese dà la disponibilità di un gruppetto che sarà quello che raffigura il proprio paese. Noi siamo molto contenti di questa partecipazione di tutti i comuni, dei sindaci che rappresentano il proprio paese quella giornata là. Il palio ogni anno viene fatto da un pittore diverso. Abbiamo un pittore che ci regala il palio, ce lo fa di regalo e viene dato alla squadra vincitrice. Il trascinamento delle barche lungo il Naviglio è un po' da tradizione veneta, da quando risale? Noi abbiamo 400-500, soprattutto il 500 perché ne parlava appunto il Ruzzante nei suoi versi, nelle sue opere che ha fatto. Ecco, noi siamo partiti da lì, dal Ruzzante, insomma.